piazza. Non so quanto è il volume, ora vediamo. Ti ho alzato, Buongiorno, buon pomeriggio e ben trovati qui al Pala Barzacchi di Gareggio. Questa sera il recupero della quinta giornata in cui le Pumas incontrano il Valdagno. Appunto Mirko Bertolucci assente causa gli impegni playoff con la prima squadra maschile. Al suo posto Mister Bottarelli. Sono iniziati i saluti del primo tempo. E tutto pronto dunque per questo scontro con una squadra molto quotata, quale è il Valdagno. Le ultime indicazioni dei rispettivi mister. Ci sarà da tirare fuori le migliori energie per cercare di portare a casa un risultato utile quest'oggi contro la squadra ben strutturata, di grande esperienza. Il quintetto base, intanto lo annunciamo, del Valdagno è costituito da Orsato, Messora, Ghirardello, Lorenzo e Bonato. L'urlo delle Pumas, vedremo ora quale sarà lo starting five deciso da mister Bottarelli. Già schierate le due argentine, la Giocanto e la Castro, poi De Stefano, anzi le tre argentine, De Stefano e Berti, e in porta Bertolucci bianca. Pallina già al centro, pronta alla battuta la numero 9 Messora. Tutto pronto. Partiti, Messora per la 77, Orsato. Poi prosegue l'azione ancora con Messora in possesso della pallina che appoggia a Orsato. Ancora Messora, si manovra a centropista, serie di blocchi, lo sfrutta dalla parte opposta Orsato. Poi ancora la numero 2 Rossetto, cade serie di cadute in pista, ravvisa un fallo in attacco il direttore di gara. De Stefano lancia in profondità dove nessuno delle sue si fa trovare, quindi recupera il Valdagno con la numero 77 che gioca di sponda per la numero 2 Rossetto. Poi ancora Orsato, perde pallina, Berti, dai e vai con Castro, sfuma questo possibile 2 contro 1 per la Pumas. Intanto riparte la numero 76 Ghirardello, scambia con Orsato che cerca un filtrante, pallina deviata, poi se ne impossessa Rossetto. Siamo sulla destra, va a girare dietro la porta Rossetto, gioca di sponda per Orsato che gira tutto dalla parte opposta, poi staffilata dalla distanza, si oppone Bianca Bertolucci, il tiro era della Ghirardello, poi ancora Orsato, anzi Messora scusate. Castro in possesso della pallina, subisce la pressione di Messora, poi il blocco che la libera, prosegue, scadono i 10 secondi. Tanto Rossetto per Orsato, sfrutta il blocco dalla parte destra, poi subisce l'opposizione di Berti. Poi ancora Rossetto, tiro deviato, recupera Berti e imposta per le sue compagne, avanza, scarico a Castro,
poi Castro sfrutta il blocco ritenuto irregolare dal direttore di gara, anzi no, non si trattava del blocco ma di Berti, di un'azione fallosa di Berti dalla parte opposta. C'è un richiamo per Berti, senza cartellino tuttavia. Infatti il fallo è stato assegnato comunque alla Pumas quindi cambia tutto Berti per De Stefano cerca di andarsi sulla destra, poi recupera Orsato cerca il filtrante per Messora che non va a buon fine per le fortune della Pumas, riparte De Stefano cercava di servire Giocanto, poi la 76 scusate, Ghirardello in possesso della pallina, retropassaggio per Orsato, poi Rossetto sulla destra, prosegue, poi cerca dalla parte opposta Ghirardello che non impatta la pallina, era messa in una posizione scorretta per il tiro, tanto c'è questa respinta di Bianca Bertolucci sul tiro dalla distanza della squadra ospite. Si manovra ora da retroporta, riceve Rossetto nella propria metà pista, va dalla parte opposta al blocco, sempre sulla destra, gira nel retroporta e poi appoggia ad Orsato che subisce fallo. Rossetto sulla battuta, Orsato cambia tutto per Ghirardello, recupera poi la numero 9 Messora a centro area, poi tiro in uscita da retroporta, respinto, ancora Messora, trova poi Rossetto dalla parte sinistra, filtrante in profondità ma non va, la Giocanto può recuperare e impostare per le sue compagne, va in velocità sulla destra, cerca l'alza e schiaccia e non riesce a passare, recupera Berti, Castro appoggia a Giocanto, in dai e vai, perde l'attimo per proseguire verso la porta, Castro, era buona l'idea, poi vira la pallina Messora, poi Rossetto, ancora Rossetto subisce la pressione di Castro che gli ruba la pallina, poi lamenta un colpo Rossetto. Lasciata incolpevolmente solo a destra, si va verso la porta e dice no abbonato sul primo palo, poi c'è questo filtrante tentato da Giocanto, intercettato, riparte il Valdagno, tiro dalla distanza di Ghirardello, deviato, poi Castro con sufficienza esegue questo retropassaggio no look che va a impigliarsi dietro la rete, purtroppo non aveva valutato bene le distanze. Palla a 2, recupera Rossetto, poi Orsato sulla sinistra, lascia la pallina Messora per Rossetto, siamo sempre sulla sinistra, sfrutta il blocco Rossetto, poi cerca di servire la bloccante ma è anticipata da Bianca Bertolucci, parte la Giocanto, 2 contro 2, Berti tira dalla distanza, risponde Bonato con il guantone. Poi ancora Castro a recuperare la pallina, gira tutto per Berti sulla destra, Giocanto cerca un filtrante improbabile, Giocanto, riparte Messora che sbaglia il passaggio, 2 contro 1,
Berti giocante, De Stefano, e De Stefano sbaglia questo testa a testa, poi ancora palo di Messora in contropiede, fasi concitate, De Stefano si ferma e ragiona, Castro Giocanto per Castro sulla sinistra, ancora Berti, sono sempre a metà pista, prosegue De Stefano, cerca di passare alle mani difensive ma perde la pallina a favore di Rossetto, poi serve Messora sotto misura, dice no Bianca Bertolucci, poi c'è questo 3 contro 2, intercetta Ghirardello, sfuma il contropiede di Areggino, dunque la possibilità di attaccare in superiorità numerica. Orzato ancora Orzato dopo questo servizio in profondità di Messora, dice no a Bianca Bertolucci, parata agevole la sua, poi c'è questo assist di prima intenzione intercettato da Ghirardello che sbaglia il retropassaggio, si impossessa della pallina Berti, poi non ci sono spazi, decide di ragionare, si riparte dunque da Castro. Giocanto si invola sulla destra, poi accompagnato risponde con facilità Bonato, lancio intanto in profondità per De Stefano, Castro sulla sinistra, cerca l'azione personale e subisce fallo a detta del direttore di gara. Poi c'è il time out chiesto da mister Bottarelli a 17 minuti e 76 secondi dalla fine della prima metà, partita equilibrata sia nelle occasioni che nel possesso. La situazione dei falli vede una situazione di parità, 2 falli per squadra. Prima sirena per il rientro dei portieri. Seconda sirena. Pumas che comunque si è fatta trovare là davanti in diverse occasioni, nonostante la superiorità della carta dell'avversario, una partita tutto sommato equilibrata. Nelle occasioni. Si riparte con una rimessa di seconda per le ragazze di mister Bottarelli. Staffilata la distanza, intercettata da Orzato, anzi da Ghirardello, scusate. Poi Messora cerca il tiro deviato. Berti porta via la pallina, poi c'è questo lancio in profondità per De Stefano che spizza ma non è efficace il suo tocco, la pallina è centrale, nessun problema per Bonato. Poi Orzato per Ghirardello, un rovescio rasoterra debole, nessun problema per Bianca Bertolucci. Ingaggia 2 dunque, recupera De Stefano va sulla destra tutta sola e tiro, incrocia ma Bonato fa buona guardia, poi Messora copre la pallina, interviene poi Orzato che serve Ghirardello dal retroporta, che esce, cerca l'alza e schiaccia, si oppone Bianca Bertolucci. De Stefano sfrutta il blocco e se ne va nel retroporta.
ancora, prosegue, azione personale, perde la pallina a favore di Orsato, poi serve Girardello dalla parte opposta, c'è un fallo ravvisato dall'arbitro. Berti nella propria metà pista, porta pallina sulla sinistra, retropassaggio per De Stefano che cambia tutto per Castro. Ancora giocante, riuscito dalla retroporta, appoggia a De Stefano. Poi De Stefano cerca il filtrante per Castro che non aggancia, recupera la pallina. Poi cerca un primo palo, la retroporta Giocanto. Si oppone Bonato. E c'è una nuova entrata, si tratta della numero 5 Lorenzato che portava pallina ora sulla destra. Tanto Messora ruba la pallina a Castro, apre per Girardello sulla sinistra, sfrutta il blocco Girardello, poi rasoiata di volta al lato sulla pallina Lorenzato. Tollerante Lorenzato. Castro per Berti. Va Berti, sfrutta il blocco ma non ci sono spazi. Appoggia dunque a Castro. Poi la Giocante recupera la pallina di sponda. Cerca l'appoggio a De Stefano, il passaggio non va, riparte dunque Girardello per il Valdagno, siamo sulla destra, si ferma, poi appoggia ad Orsato e gira tutto per Lorenzato. Rovescio di Lorenzato, agevole la parata alla respinta di Bianca Bertolucci, un guantone, poi Berti per Giocanto. Giocanto sfrutta il blocco di De Stefano, poi tiro alto, non di molto, buona l'idea. Rossetto, va Rossetto, si infila nelle mani della difesa e poi serve a centro area Girardello che era troppo sotto porta per concludere o un alzo e schiaccia oppure non so, era troppo sotto porta, non è riuscita ad impattare bene la pallina. Buona l'azione del Valdagno, molto pericolosa. Quando ancora Girardello, tiro in girata. Pallina alta. Tanto c'è la nuova entrata Cupido, la giovanissima della Pumas. Castro, è molto alto il pressing delle valdagnesi, ha difficoltà in uscita dalla propria metà pista la Pumas in questa frangente. Poi Giocanto dialoga con Cupido che ha lanciata rete, non è riuscita a tirare in modo decisivo, ma buonissima la triangolazione gareggina a eludere il pressing alto delle Venete. Poi c'è questo lancio in profondità per Giocanto che non è riuscita a arrivare in tempo sulla linea di tiro. Berti, Castro per Cupido che appoggia Giocanto, poi ancora Castro, Berti sulla sinistra, cerca l'azione personale, poi scarica a Giocanto, la pallina è stata intercettata, recupera Orsato per le valdagnesi, porta pallina, poi appoggia Rossetto, siamo sulla sinistra, Girardello, poi ancora Girardello, maschia l'intervento di Berti su di lei, molto caparbio nel recuperare la pallina Berti.
prosegue sulla sinistra Berti, poi sbaglia il suggerimento per Castro, recupera Ghirardello, poi Rossetto non riesce la percussione a sinistra, gli ruba la pallina giocando, serve Cupido ha il tiro, lo esegue, risponde Bonato, buon tiro, giocando, siamo sulla destra, poi cerca questo passaggio ma era di spalle Berti, non poteva ricevere. Ghirardello, serie di blocchi a suo favore, poi appoggia a Rossetto, chiede pressione sul portatore di palla di alzare un po' il baricentro difensivo, mister Boccarelli, poi Rossetto, Ghirardello gira per Orsato, siamo a sinistra, filtrante di Orsato per Messora che non aggancia per le fortune della Pumas, era tutta sola, tanto Cupido, diagonale, parato da Bonato, riparte Orsato, appoggia a Messora che cerca di scambiare nuovamente con la compagna, ma il passaggio è intercettato, quindi è chiusa all'angolo di Regine. Time out questa volta chiesto nelle file del Valdagno. Partita ricca, con squadre lunghe, ricca di ribaltamenti di fronte. Squadre dunque che si affrontano a viso aperto. La situazione falli è ancora di parità. 2 Valdagno, 2 Pumas. Quest'oggi qui al Palazzo Sacchi abbiamo un nuovo aiutante alla regia, manca il solito fido Luis Carrieri, in sua vece è venuto il signor Gabriele Bandini che ci ha omaggiato della sua competenza e la sua strumentazione per eseguire questa diretta. Del resto l'impegno, Carrieri non poteva perdere l'impegno del figlio nella gara 1 di semifinali di playoff promozione. Questa sera attiene. Tanto attenzione all'anticipo di Ghirardello, va in percussione Ghirardello, poi cerca l'alza e schiaccia, si oppone e para Bianca Bertolucci. Ci sono le proteste dell'allenatore valdagnese che viene ammonito. Tanto palla 2, tiro della numero 9 Messora di molto a lato. Può ripartire dunque come rimessa di seconda la Pumas. Castro porta pallina, appoggia a Cupido, poi ancora Castro sulla sinistra, serie di rimpalli, recupera Cupido ancora sulla sinistra, appoggia Berti. Berti ancora per Cupido nella propria metà pista, bisogna cercare di alzare un po' il baricentro. Soffre un po' il pressing alto la Pumas. Poi intanto se ne va Orsato sulla sinistra, gira nella retroporta, poi appoggia a Messora, gli ruba la pallina intanto Castro, ma la recupera Ghirardello, sfrutta il blocco Ghirardello, poi tiro testa a testa con Bianca Bertolucci che para. Castro appoggia a Berti, tiro di Berti, palo,
e poi rimbalza sulla schiena dell'estremo difensore dal Dagnese. La pallina comunque va fuori. Intanto Messora per Orsato che sbaglia l'appoggio alla compagna. Ancora Orsato, appoggia Ghirardello. Siamo sulla sinistra sempre con Orsato. Ghirardello, Rossetto, prosegue Rossetto, serie di finte, poi si oppone a lei Berti, cerca il filtrante, non va a buon fine, recupera Orsato. Subisce la pressione di Cupido che gli ruba la pallina e sbaglia l'appoggio, troppo frettolosa qua Cupido. Tanto Ghirardello serve dalla parte opposta, Rossetto che sbaglia l'esecuzione. Per le fortune della Pumas era tutta sola. Intanto c'è l'uscita di Giocanto, entra Palagi. Ghirardello, sotto gamba per la numero 5 Lorenzato. Poi c'è l'infrazione di 5 secondi. 8 minuti alla fine del primo tempo, 3 falli Pumas, 2 Valdagno, risultato ancora sullo 0-0 nonostante le molte occasioni avute da ambo le squadre. Palagi cerca di servire Cupido ma anticipa l'avversaria valdagnese, si trattava di Ghirardello. Poi Messora cerca la percussione, l'azione di disturbo di Berti sventa un possibile testa a testa. Lorenzato, siamo sulla sinistra per Messora, poi Rossetto nella propria metà pista si invola sulla sinistra, va via in velocità e poi si accentra e batte Bianca Bertolucci dalla parte del guantone, c'è incrociato sul secondo palo. Ottima la progressione di Rossetto che taglia tutta la pista e dalla parte opposta poi dalla sinistra stringe verso destra, verso il centro e batte Bianca Bertolucci da 4 metri. Imparabile la conclusione della Valdagnese, un po' troppo facile la discesa di Rossetto, ma molto veloce. 1-0 dunque per il Valdagno. C'è una sostituzione, è uscita Ghirardello, vedremo chi è la sostituta. Sì, è rientrata Orsato al suo posto, mi sembra. Sì, era uscito Orsato e era rientrato al posto di Ghirardello. Tanto Palagi appoggia a Cupido. Poi ancora Berti dalla distanza si distende e spazza via la pallina Bonato. Tanto Lorenzato porta pallina per le Valdagnese, si invola sulla destra. Poi cerca la percussione personale, poi scivola, recupera Berti. Berti protegge la pallina e serve Palagi che non aggancia. Rossetto dunque per il Valdagno. Poi Orsato, ancora Rossetto sulla sinistra.
Orsato cerca il lancio in profondità, velleitario, anzi del tutto sbagliato. Cupido recupera, sbaglia l'apertura per Berti, poi Lorenzato, conclusione, e poi in due tempi cercava un conseguente alza e schiaccia, non ha impattato la pallina per le fortune della Pumas dopo il primo tiro parato da Bianca Bertolucci. Palagi per Giocanto, ancora Palagi, è molto alta la difesa del Valdagno e non è facile superarla. Tanto Rossetto cerca di giocare e andare via di sponda, non riesce, recupera Cupido che batte un'avversaria, poi prosegue sulla destra, appoggia Palagi. Giocanto dunque nella propria metà pista. De Stefano si accentra, va dalla parte opposta, poi cerca un primo palo, nessun problema per Bonato. Poi Rossetto, e ancora Palagi, recupera pallone. Cupido sfrutta il blocco, si ferma, siamo sulla destra, poi cerca il filtrante per De Stefano che non è riuscita a domesticare la pallina. Tanto Orsato va in velocità sulla sinistra, alza la testa, si ferma nella retroporta, subisce la pressione di Cupido, poi appoggia Lorenzato per Rossetto sulla parte destra opposta, sfrutta il blocco Rossetto, poi si accentra, raso terra, si oppone Marca Bianca Bertolucci, nessun problema, tiro debole. Tanto Palagi a sinistra, porta pallina, si porta sulla destra, appoggia nella propria metà pista Cupido, porta il blocco, lo sfrutta Cupido, se ne va sulla destra dunque. Poi cerca l'alza e schiaccia da retroporta, non riesce ad impattare la pallina. Rossetto 1 contro 1 con Palagi, cerca di andare via, poi tiro alto, deviato, non so se da Palagi o da Bianca Bertolucci. Quattro minuti e 3 secondi alla fine del primo tempo, risultato di 1-0, lo ricordiamo. Bellissima rete di Rossetto in solitaria, azione personale. Falli sempre fermi sul 3-2, 3 Pumas, 2 Valdagno. Rossetto sul pronto battuta, Messora pronta a ricevere. Poi Orsato nel retroporta, gestisce, esce, cerca il filtrante a favore di Rossetto, anticipa Giocanto, poi Cupido non riesce a controllare la pallina. Minardello, anzi Orsato, scusatemi, Rossetto, siamo sulla destra, porta il blocco Orsato, non lo sfrutta Rossetto e cambia tutto per Messora, ma c'è un rosso alle due panchine, rispettivamente a Bottarelli e a un dirigente del Valdagno sulla panchina, a un accompagnatore, non conosco il nome, scusatemi. Rosso dunque alle due panchine per interperanze verbali. Mi sembravano così veementi le proteste di Bottarelli, ma bisogna vedere cosa è successo e poi effettivamente quali sono state le parole usate. E quindi anche l'altro accompagnatore o dirigente del Valdagno è invitato ad uscire.
e l'arbitro invita ad abbandonare sia gli spalti che la zona della balaustra, quindi siamo senza mister. Rosso contemporaneo alle panchine, non ci sono dunque sostituzioni o inferiorità numeriche da giocare. Palagi sbaglia l'appoggio, va a recuperare Orsato, anzi scusate, sì Orsato, si tratta di Orsato, poi perde palla Messora, De Stefano, non ci sta la penetrazione, dunque retropassaggio a dare respiro alla manovra per Cupido. Cupido punta l'avversario e poi scarica per Palagi nella propria metà pista, dribbla Palagi e va sulla destra, poi tiro debole, risponde Bonato, tanto Messora porta pallina e retropassaggio per Orsato che cambia tutto per Lorenzato sulla sinistra. Lorenzato ancora per Messora, poi Orsato per Ghirardello, Lorenzato in profondità per Orsato sulla sinistra, poi cerca il tiro a una mano in caduta, Orsato debole, para Bianca Bertolucci. Tanto Ghirardello, azione personale, protegge la pallina e retropassaggio per Orsato che cambia tutto per Lorenzato sulla destra, sta affilata di Lorenzato, deviata e poi sulla deviazione tiro a volo di Ghirardello che va al lato. L'arbitro ragionevolmente ferma l'azione. Avevo pensato a una simulazione, però era inciampata sull'avversaria, effettivamente è una caduta casuale. Esce Ghirardello, entra la numero 2 Rossetto. Mamma mia. Palagi. Lorenzato imposta per le sue compagne, fa possesso, stanno sulla sponda destra, prosegue, cerca di andare avanti ma perde la pallina a favore di Giocanto. Riparte dunque Giocanto, cerca l'azione personale, non riesce a tenere la pallina, poi sbaglia Orsato, anticipa Palagi, cambia tutto per De Stefano, il passaggio è anticipato. Riparte Messora, serve Rossetto, 2 contro 1, Messora Rossetto e Messora, gol. Un vai e vai Messora Rossetto, sigla il 2-0 a 50, purtroppo a 54 secondi dalla fine del primo tempo. Non ci voleva, ma tant'è, 2-0. Questo 2 contro 1 capitalizzato dalle valdagnesi. Cupido, Giocanto, poi sbaglia l'appoggio Giocanto, attenzione Orsato, cerca il lancio in profondità, respinge Bianca Bertolucci, Messora gestisce nel retroporta, ne esce, poi ha lo spazio per il tiro deviato, era un passaggio più che altro. Rossetto cambia tutto sulla destra per Lorenzato, poi Orsato per Lorenzato, Rossetto, anticipa De Stefano, poi azione di disturbo su di lei, recupera il Valdagno, Rossetto, c'è Messora libera, attenzione a centrare, anticipa Bianca Bertolucci in qualche modo, poi spazza la pallina via Palagi,
mancano 0 secondi praticamente. La sirena sancisce la fine del primo tempo, condotto per 2-0 non è stato ancora aggiornato tra l'altro il tabellone dal banco, conduce per 2-0 questo recupero della quinta giornata. Noi sospendiamo per 10 minuti e ci risentiamo presto. Puoi staccare. Vai, questo.
Vado? Ben ritrovati dunque per il secondo tempo, recupero della quinta giornata, Pumas Valdagno, conduce il Valdagno per 2-0, battuta la pallina, Castro si invola sulla sinistra, raffidata, risponde a una parata impegnativa, Bonato, riparte il Valdagno, Rossetto, la disturba Berti, che poi gli ruba la pallina sulla sponda, apertura per Castro sulla destra, poi De Stefano, Berti, quindi sporca la pallina la numero 9 Nessora, questo lancio in profondità, recupera Iocanto, protegge la pallina, subisce la pressione di Girardello, poi Berti sta affidata dalla distanza, deviazione di De Stefano, intercetta Rossetto. Orsato sfrutta il blocco, poi sbaglia l'appoggio a Girardello. Berti imposta per i suoi compagni, apertura per Castro sulla sinistra. Serie di finti di Castro, poi perde pallina malamente. Riparte, ah no scusate, ho visto male un numero, non è il numero 9 ma è il 4 della giocatrice valdagnese, scusate perché la coda di cavallo le rende un po' tutte uguali. La numero 4 Lodesani è entrata, l'ho confusa sin qua con Orsato, non è la numero, con Messora scusate, non è la numero 9 ma la numero 4, si tratta di Lodesani, scusate. Lei è entrata in questo secondo tempo. Poi c'è questo lancio per Giocanto che va a recuperare all'angolo, pressata da Lodesani, riesce a liberarsi con il passaggio per Berti, poi De Stefano, ancora Berti, tiro dalla distanza, debole, recupera Giocanto, poi si gira, è altrettanto debole il suo tiro. Giocanto, Castro, staffilata di Castro, deviata, buona l'idea, buona l'azione. De Stefano nella propria metà pista avanza sulla destra, poi subisce l'azione di disturbo di Orsato. Ancora Orsato sulla destra, alza la testa e questo filtrante da retroporta per Lodesani, tiro sotto misura, si oppone Bianca Bertolucci che trattiene la pallina, sarà dunque rimessa a 2. Girardello all'angolo, cerca di uscirne, poi recupera la pallina, Rossetto sulla sinistra, prosegue Rossetto, va a girare in retroporta, la marca in modo sicuramente caparbio, Berti, palla 2, la pallina carambola sulla stecca di Castro, poi esegue questo lancio in profondità, era buonissimo per De Stefano, poi recupera Giocanto che serve De Stefano, la posizione era avvicinata, scalcia via la pallina Bonato. Ora Castro, serie di inversioni, poi scarico a Berti, siamo sulla sinistra, ancora Berti gestisce pallina, cambia tutto per De Stefano che cercava a centro area e Giocanto, pallina sporcata, tiro alla distanza che ha impattato Berti purtroppo, poi la pallina resta in Castro, la distanza ravvicinata, si tuffa sulla pallina Bonato. Sarà dunque ingaggio a 2.
esce Lodesani. Esce Lodesani, entra Messora. Ghirardello sulla battuta dunque. Anzi no, era un ingaggio a 2 per la trattenuta di Bonato. Tanto la pallina resta lì, la recupera Ghirardello, si vola sulla sinistra, prosegue sulla sinistra, poi scarico, poi ancora alla ricezione sul secondo palo. Bellissimo il suggerimento di Orzato, che esegue questo dai e vai, manda Ghirardello al tiro sul secondo palo, che buca Bianca Bertolucci per il 3-0. Molto bella questo fraseggio valdagnese. Giocanto per Castro. Castro cerca il filtrante, la pallina intercettata da Ghirardello, poi Lorenzato. Ghirardello per la stessa Lorenzato, poi Orzato sulla sinistra, fa inversione, attenzione, cerca di servire Orzato per la deviazione volante, nulla di fatto, recupera Berti serve in profondità, De Stefano che cicca l'ultimo tocco, non riesce a impattare bene la pallina. De Stefano, peccato, perché le occasioni effettivamente ci sono state, è mancata la zampata finale ogni volta, non si va al tiro con la dovuta incisività. Tanto Lorenzato per Ghirardello, poi Orzato. Messora cerca la deviazione volante di Lorenzato, recupera De Stefano, va a girare dopo porta, anzi si ferma, poi retropassaggio e c'era la sostituzione in corso, usciva Berti e entrava Cupido, quindi ragionevolmente passeranno i 5 secondi. Ghirardello posizionata nel retroporta, alza e schiaccia in uscita, poi risponde Bianca Bertolucci. De Stefano, cade De Stefano, recupera Ghirardello, appoggio a Messora, tiro di Messora di rovescio, raso terra, di molto allato, nulla di fatto dunque, riparte Cupido, prosegue sulla destra, poi si ferma, di sponda per Giocanto nella propria metà pista, va a portarne il blocco, va dalla parte opposta Giocanto, pallina respinta da Lorenzato. E cerca questo suggerimento per De Stefano, anticipa Ghirardello, recupera intanto Cupido, è 2 contro 1, Cupido e De Stefano e anticipa Lorenzato con grande scelta di tempo. Apertura per Orzato, poi Ghirardello, riceve la stessa Orzato, scusate, e Lorenzato sulla sinistra, Messora prosegue sulla sinistra, cerca il filtrante per Lorenzato, anticipa Bianca Bertolucci, Castro, serie di finte, prosegue sulla destra, ancora bellissimo il suggerimento di Castro per Giocanto, posizionata a centro area, non è riuscita a spizzare a dovere la pallina verso la porta, peccato, era molto bello questo servizio di prima intenzione per la deviazione volante. Tanto Castro prosegue, batte un'avversaria e serve sul retroporta Giocanto che esulta per questo meritato 3-1, che avevano già provato l'azione prima,
e questa volta il suggerimento di Castro è andata a buon filo per la deviazione di Giocanto ben posizionata sul secondo palo. La mole di gioco di fatto c'era, spesse volte si è liberata la compagna al tiro, ma è mancata sempre quella cattiveria sotto porta necessaria a segnare il gol. Tanto ora riparte con la ribattuta di Bianca Bertolucci da Giocanto. Castro, rovescio di Castro deviato, poi Cupido nella propria metapista si incrocia con De Stefano che le porta il blocco, poi scarico per Castro sulla sinistra, serie di finte di Castro, poi suggerimento per De Stefano che addomestica la pallina e esegue questo retropassaggio per Cupido. Cupido prosegue nel possesso, bisogna andare al tiro, scadono i secondi, tanto subisce il pressing, Cupido è costretto a sparare via la pallina e c'è poi questo fallo di Castro su la numero 77 Orsato. Dunque 3-1, 16 minuti e 51 secondi alla fine del match, 4 falli Pumas, 2 Valdagno. Un sussulto da parte della Pumas che dopo varie occasioni sprecate segna con questa deviazione a volo sul secondo palo il primo gol. È ancora lunga, c'è possibilità di recuperare. Ricordiamo i due rossi della giornata, uno a un dirigente e l'altro a mister Bottarelli, un rosso contemporaneo alle panchine per le due squadre. Si riparte dunque. Seconda sirena. Lorenzato. Orsato che sfrutta, passa la stessa Lorenzato e tira Lorenzato, gli era rimasta indietro la pallina ma è riuscita a domesticarla, a eseguire un tiro potente sul primo palo che non è riuscita a chiudere Bianca Bertolucci. Molto veloce nell'esecuzione del tiro, ha sorpreso Bianca Bertolucci, è 4-1, riallunga le distanze in triplo vantaggio del Valdagno, peccato. Fatto finte di Castro, tiro, respinge Bonato. Ghirardello si ferma, subisce l'azione di disturbo di Castro, poi Orsato nella parte destra, serve Ghirardello, scusate, Dessora, scusate. Poi tira via la pallina Orsato. Al recupero della stessa Giocanto che imposta per le sue compagne, prosegue, cerca il filtrante, la pallina a carambola sulla stecca di Castro che non riesce a concludere però purtroppo, tanto Cupido cade, tanto Messora anticipata da De Stefano che dialoga con la sponda e se ne va sulla destra. Serve nella propria metapista Cupido, porta il blocco, lo sfrutta Cupido, c'è libera la bloccante De Stefano che purtroppo non aggancia. Poteva andare, se avesse controllato bene, poteva andare solo verso la porta.
poi Castro, attenzione, perde la pallina a favore di Orsato, sotto gamba di Orsato per Ghirardello, poi Lorenzato per Orsato e poi taglia la pista. Lorenzato riceve il passaggio, non riesce a tirare per le fortune della Pumas. È dotato di un buon tiro questa giocatrice. Tanto Castro subisce fallo, è il terzo del Valdagno, a 4 invece la Pumas. Cupido per Giocanto, poi riceve sulla parte sinistra Cupido, sfrutta il blocco, non guadagna metri la Pumas in questa fase. Poi c'è questo lob di Castro respinto, poi cicca la pallina nuovamente Castro. Ghirardello dunque va a impossessarsene e si posiziona nel retroporta, va a girare. Lorenzato sulla destra, gira tutto Lorenzato per Messora, quasi per la numero 2 Rossetto, scusate. Poi c'è questo tiro alla distanza, la pallina resta lì, Castro, e al momento del tiro viene deviata la pallina, recupera De Stefano, riesce in qualche modo a tirare, ma il tiro è debole, è respinto da Bonato. Esce intanto Lorenzato, entra Lodesani. Torna a asciugare la pista. Esce Di Stefano, entra Palagi per il fine della Pumas. Ingaggia 2. Cupido, poi recupera Lomesani, non è entrata, si porta sulla sponda destra, è chiusa da 2 Viareggine. Cupido la tiene alla balaustra e ingaggia 2 per trattenuta contemporanea. Vince l'ingaggio Giocanto, poi ruba la pallina fallosamente Ghirardello, commettendo il quarto fallo del Valdagno. Situazione di parità 4-4. Tanto Cupido porta il blocco, va dalla parte opposta, Castro respinge Bonato, un tiro dalla distanza, poi Giocanto per Palagi. Palagi sfrutta il blocco, poi fa questo suggerimento alla bloccante Castro, che purtroppo è rimasta indietro. La buona l'idea, intanto Ghirardello prosegue sulla sinistra, si accentra, attenzione, tiro fuori, totalmente fuori per fortuna della Pumas. Poi Messora riruba la pallina alla balaustra, Cupido, poi recupera Giocanto che apre per Castro, prosegue Castro, rovescio, risponde Bonato, la posizione centrale, il tiro, tanto Ghirardello, Rossetto, prosegue sulla sinistra Rossetto, è chiusa da 2 Viareggine, recupera Palagi, poi spara via malamente la pallina, non ragiona qui, molto frettolosa la sua azione. Poi c'è questo passaggio sbagliato, ma va a recuperare la pallina di Ghirardello all'angolo opposto. Poi Rossetto per Messora sulla destra, si vola sulla destra Messora, poi azione di disturbo di Castro. Attenzione, testa a testa e alza e schiaccia di Ghirardello. Si alza la pallina, 2 tocchi in aria, qui il tiro.
per il 5-1. Un po' permeabile la difesa della Pumas in questa fase, ma grandi meriti di Ghirardello. Castro scusate, Cupido porta pallina, poi ragiona a favore di Giocanto filtrante per Berti, la pallina resta lì, tiro debole di Berti, può ripartire Ghirardello va a girare dietro la porta, poi cerca il filtrante a favore di Lodesani. Messora, Lodesani, poi Rossetto va a girare dietro la porta, controlla la pallina con una mano, poi ruba la pallina a Giocanto, forcing di Giocanto sulla destra con tiro debole a una mano. L'anticipo di Berti intanto, poi Giocanto, Cupido, passaggio per via centrali di Cupido a favore di Palagi, era buona l'idea, poi Berti serve ottimamente Giocanto che non riesce a tirare da posizione ravvicinata. Ghirardello serve Lodesani, tiro debole di Lodesani che si era trovato la pallina un po' troppo sotto. C'è il time out chiesto nelle file del Valdagno. Ha riallungato le distanze il Valdagno con questo bellissimo alzischiaccia di Ghirardello per il 5-1. Purtroppo non è servito quella rete a dare un po' di maggior fiducia alla Pumas per cercare una rimonta. La risposta del Valdagno è stata virulenta, altre 2 reti in pochi minuti dopo la prima rete gareggina. Peccato. Vedremo se ci sarà spazio per recuperare e rendere quantomeno questo risultato meno pesante, anche alla luce del mole di gioco fatta. Sono mancate le conclusioni purtroppo, nonostante le azioni create è mancata precisione nelle conclusioni. Berti sull'ingaggio contro Lodesani, recupera Ghirardello, poi Rossetto per, se non erro, Messora che prende il palo. Messora prende il palo interno con questa azione personale, poi Berti si gira, suggerisce questo passaggio per Cupido, serie di finti di Cupido, va sulla destra, recupera la pallina Ghirardello, tiro da posizione angolata molto sbilenco. Giocanto, apertura per Berti anticipata da Ghirardello, attenzione, Messora, bella finta di Messora che salta un avversario e scarica per Ghirardello, e serve nelle porta la stessa Rossetto. Esce in porta, perde l'attimo per il tiro, finisce dunque a Messora che sbaglia totalmente questo tiro dalla distanza, recupera Giocanto all'angolo, apertura dalla parte opposta ma c'è Lodesani in anticipo, poi ruba la pallina Berti tutta sola e ottimo il tiro accompagnato di Berti, risponde con una non facile parata Donato che devia col guantone. Poi fallo commesso sul Cupido. Cinque falli per parte, partita sostanzialmente corretta. Palagi riceve la propria metà pista, tiro rasoterra, risponde Bonato senza difficoltà. Poi fa possesso all'angolo, pressato da Lodesani, Palagi, poi una coltre di stecche sulla pallina e ingaggio a 2, decretato dal direttore di gara.
C'è una sostituzione, esce Lovesani, entra due sostituzioni. Allora vedremo a favore di entra la numero 27, che non mi risulta purtroppo no, 77, entra Orsato, entra la numero 8 Bertoncello, quindi, che fa il suo primo ingresso in pista. Cupido va sulla destra, poi viene spinta da Rossetto. Giocando, passa nel retroporta e il tiro sul primo palo, nessun problema per Bonato. Viaggia a 2, giocando Girardello, recupera Girardello, poi para via la pallina, recupera Berti, tiro dalla distanza, raso terra, giocando va a recuperarla, taglia la pista per questo suggerimento per Cupido. Per Berti, tiro dalla distanza di Berti, pallina che va al di sopra del 2,50 a giudizio del direttore di gara, quindi rimessa di seconda per il Valdagno, indica l'esatto punto in cui secondo l'arbitro ha superato il 2,50 la pallina. Forzato di sponda per Girardello, anticipa Berti, giocando, Berti sfuma il contropiede, riparte con Bertoncello il Valdagno, poi recupera Cupido, ancora Cupido, Berti, piedi a papera, non perde l'attimo per il tiro, la difesa si schiera. Tanto passano i 5 secondi. Sei minuti e 44 secondi alla fine del match. 5 falli Pumas e 6 Valdagno. Risultato di 5-1, conducono le valdagnesi. Bertoncello intanto Orsato riceve e poi cercava di girare il passaggio verso Bertoncello. Berti intanto cerca l'azione personale. Rossetto sotto gamba di Orsato per Rossetto, poi sbaglia l'appoggio Rossetto. Girardello recupera Cupido, si porta sulla sinistra, poi si accentra, tiro di rovescio al lato, riparte dunque il Valdagno con Girardello che esegue questa apertura intercettata da Palagi. Giocando per Cupido, azione personale, serie di finte, poi tiro deviato. C'è una sostituzione intanto, esce Palagi e entra Castro nelle file della Pumas. Alza e schiaccia dalla porta di Giocando, recupera Cupido all'angolo e perde pallina a favore di Rossetto. Apertura di Rossetto per Girardello ma imprecisa, va a impossessarsi della pallina Castro che apre per Berti sulla sinistra, poi Berti in profondità sbaglia l'appoggio a Castro che se la serve ma non riesce ad impattare la pallina. Ora Castro sulla sinistra, Cupido, accelerazione di Cupido sulla destra, tanta pallina, cerca l'alza e schiaccia sulla linea di tiro, poi c'era Berti che non è riuscito ad impattarla, peccato, era ben posizionato. Poi su di lei Orsato recupera, ancora Orsato,
cerca l'assist per Ghirardello e lo trova, poi Ghirardello dialoga con Orsato che non riesce nella deviazione a volo per le fortune della Pumas. Tanto Bertoncello gira tutto per Rossetto. Ora Bertoncello, anticipata da Castro, si accentra Castro, serie di finte, poi tiro, pallina alta. Ghirardello riceve pallina pressata da Berti, se ne va sulla sinistra, poi c'è questo passaggio per la deviazione sul secondo palo di Bertoncello, oppure la pallina era già dentro, non sono riuscito a capire, ma forse il gol è stato assegnato alla 70, non so a chi sia stato assegnato, se c'è stata la deviazione o no, prima dell'ingresso della pallina a rete. Scadono i 5 secondi intanto, 3 minuti e 53 alla fine del match, risultato di 6-1, pesante. Poteva segnare qualche gol in più la Pumas rispetto alle occasioni create, peccato. Tanto Ghirardello esce dal retroporta, cerca il filtrante, Bertoncello recupera la pallina. Poi Rossetto, filtrante di Bertoncello che non impatta, ma c'è Orsato che non riesce a tirare, perde l'attimo. Poi Berti, il contropiede, non è riuscito a tenere bassa la pallina. Cupido poi prende il palo in girata. Peccato, una rete sarebbe stata meritata. Perché questa carica di Ghirardello su Cupido. E time out nelle file del Valdagno. Peccato per questo palo, è stato comunque un gol meritato, le occasioni ci sono state per rendere il risultato quantomeno meno pesante. Situazione falli, vede il Valdagno a 7, la Pumas a 5. Scaduto dunque il minuto di time out, rimessa di seconda per la Pumas. De Stefano, serie di finte, passa per via centrali, poi tiro centrale, risponde Bonato, poi ancora De Stefano in seconda istanza, ancora Bonato, le si oppone e ingaggia 2. Bertoncello, anticipata da Castro, raddoppiata, recupera Bertoncello, apertura sbagliata per Orsato, passaggio troppo indietro, sta affilata nella distanza di Berti, c'era sulla linea di tiro De Stefano, peccato, tanto Cupido recupera, cercano il gol le ragazze di Voltarelli per rendere il risultato meno pesante, sarebbe anche meritato accorciare un po' le distanze per salvare un po' questa gara che dal punto di vista del gioco espresso non è stata così male da parte delle ragazze della Pumas. Intanto azione personale di Cupido che poi non è riuscita a tirare, peccato, si era liberata bene di 2 avversari. Bisogna andare al tiro, 7 secondi alla fine del possesso. Castro di rovescio, pallina al distro pallino 50.
2 minuti e 04 secondi alla fine del match. (6 a 1) per questo recupero della quinta giornata. Tanto è entrata Bendoni nelle file della Pumas. Rossetto, penetrazione scarico, di passaggio, si è fatto trovare Castro per fortuna, apertura per De Stefano, poi Bendoni tira, in qualche modo era in posizione difficile ma è riuscito a tirare, ottima l'azione della nuova entrata, in contropiede, un altro gol o due, perché no, sarebbe meritato farli, stato questo tiro molto al lato di Berti. Rossetto su il blocco, poi serve la bloccante Girardello che è stata disturbata. Ancora Girardello si possessa della pallina, cerca il filtrante, ottimo per Orsato che non è riuscito a tirare grazie all'opposizione di Bianca Bertolucci. Berti sulla destra, si accentra, tiro di rovescio, la pallina che esce di poco, peccato, gol che sarebbe stato meritato. Poi Orsato, serve Girardello, tiro da distanza ravvicinata, angolato, risponde Bianca Bertolucci. Fattura intanto per Berti per Bendoni ottimamente per Castro si accentra e è ottima la parata di Bonato su di lei, nulla da fare. Poi Berti si immola per deviare questo passaggio. 7 secondi alla fine, Girardello serve Orsato che si ferma e finisce qua questo recupero della quinta giornata. Pumas Valdagno 6 a 1, risultato pesante ma che non deve comunque togliere niente sul piano del gioco alle ragazze della Pumas, che hanno comunque dato il loro contributo a rendere gradevole questa partita nonostante la sconfitta. Poteva essere meno pesante a dispetto delle occasioni create e il risultato, ma tant'è. Questo è quanto, e quindi gli ultimi saluti qua dal Pala Marzatti. Terzo tempo ora tra le giocatrici della Pumas e del Valdagno. Gli applausi del pubblico accorso e saluti alle panchine poi. Noi ci salutiamo qua, recupero della quinta giornata, Pumas Valdagno 1 a 6, ci risentiamo per la prossima gara casalinga, buon occhio a tutti. Ascoltami, vengo giù anch'io. Possiamo fare in campo, vengo giù anch'io. Perché